Buongiorno a tutti, oggi con piacere e con l'amico ormai perché l'ho conosciuto come giornalista, ma poi dopo in questi ambiti da una parte sindaco, presidente del parco, dall'altra giornalista si diventa anche amici. Oggi ho l'onore di dedicare questa targa a nome di tutto il lavoro che ha fatto Leandro, di come l'ha fatto, di quello che ha fatto come apporto a questo territorio, perché io credo che anche il giornalismo, come tutti gli altri ambiti che possono dare uno sviluppo a un territorio, sia un tassello importante. Leandro lo ha fatto, lo sta facendo e senz'altro lo farà. Io credo che questo piccolo pensiero sia ultra meritato da parte mia che ti do nelle tue mani e vorrei stringerci veramente la mano perché tu lo meriti alla grande, perché sei sempre presente ovunque ci siano sia anche delle problematiche da mettere in evidenza che anche delle eccellenze che il nostro territorio ne ha tanto bisogno di persone come te, perché io credo che bisogna attraverso di voi, attraverso il giornalismo, attraverso la carta stampata, attraverso i social, attraverso tutte quelle che sono le possibilità di trasformare un territorio, farlo conoscere attraverso il grande pubblico. Io credo che tu lo stia facendo alla grande e di questo non solo devo ringraziarti io, ma ti deve ringraziare tutto il territorio. Complimenti ancora e grazie per quello che fai. Grazie Presidente, che dire, ci accomuna una cosa comune, amiamo questo territorio, Assolutamente sì. amiamo il Delta che ha delle Sì. potenzialità. Nel mio piccolo cerco di Sì. esaltarle, lei nel suo grande sta No, facendo un grandissimo insieme lavoro. siamo una squadra, un territorio, una squadra. Grazie ancora, veramente di Grazie a cuore. te. Grazie.